telespettatori di 7 Gold, ben trovati come al solito con l'appuntamento del mercoledì con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo live a partire dalle ore 15:20 sino alle 16:20 per parlare di calcio dilettantistico siciliano. Oggi lo faremo in modo particolare perché abbiamo un esponente importante di una bella realtà del campionato di eccellenza e nel frattempo vi ricordo che oggi mercoledì c'è il turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Ma vado subito a presentare il mio ospite di questa puntata, Francesco Tantillo, direttore sportivo ex del Bagheria, tra l'altro ha vinto anche Penalty Awards e quest'anno, con grande merito devo dire, direttore sportivo dell'Unitas Sciacca, campionato di eccellenza. Ciao Francesco, ben trovato. Ettore, grazie per l'invito. Allora, intanto ti vedo in formissima, complimenti, e poi credo che ci sia anche un entusiasmo, perché insomma Sciacca conosciamo bene, è una piazza importantissima, senza nulla togliere a Bagheria, ci mancherebbe, ma credo che il gradino ci sia stato. Allora, ti devo dire che Sciacca è una piazza veramente bella, importante soprattutto. A differenza di Bagheria, parliamo di uno stadio già che comunque è fruibile, c'è la gente, viene allo stadio, uno stadio aperto. Diciamo quindi... che è una società storica quanto il Bagheria. Esatto, però ha avuto più continuità nel tempo. Sì, è quindi vero. devo dirti che comunque quest'anno loro stanno facendo un gran lavoro, un gran sacrificio, c'è una bellissima società fatta da tanti dirigenti, molto uniti tra di loro. E ti devo dire che è una bellissima piazza dove si sta davvero bene. Sottolineiamo che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia di eccellenza, poi è andata male nei turni nazionali, quindi attualmente siete detentori della Coppa Italia, quindi non è escluso che anche la Coppa Italia per voi possa essere effettivamente un obiettivo importante. Sì, è importantissimo perché appunto come dicevi la finale quest'anno si gioca a Sciacca, visto e considerato che l'anno scorso ha vinto questo titolo, quindi di conseguenza per noi adesso è un obiettivo primario cercare di andare a fare una finale in casa, ecco come certo, posso perché dire. Giustamente quest'anno la finale di Coppa Italia di eccellenza si giocherà proprio nella città che ha vinto la passata edizione. Guarda, stiamo già vedendo le immagini di questo vostro incontro in casa, guarda caso del Bagheria, l'altro Bagheria che tu conosci molto bene, il 90-011. Avete vinto 1-0, ma non credo che possa incidere su quelli che sono poi alla fine i vostri obiettivi ed il vostro percorso. Intanto perché Bagheria è una piazza importante e pesante, quindi andare a fare 3 punti in casa di altri è sempre molto difficile in questa parte iniziale della stagione. Sapevamo che il Bagheria è una squadra abbastanza attrezzata, quindi non abbiamo avuto vita facile, questo sicuramente, anche perché sia noi che loro avevamo anche dei ragazzi che magari ci venivano a mancare, però devo dirti che comunque è stata una bella gara, siamo riusciti a fare gol, siamo riusciti a gestire questo risultato. È importante, come hai detto tu, portare il risultato positivo a casa, quindi 3 punti fondamentali in questa fase del campionato. È una fase iniziale forse a rilento soprattutto per alcune società importanti, lo stesso Marsala oppure Don Carlo Misilmeri non hanno fatto una partenza a razzo, quindi evidentemente ci vuole del tempo, prima bisogna un po' smaltire probabilmente i postumi di una preparazione lunga e pesante. Siamo proprio all'inizio del campionato, quindi abbiamo fatto tutto il mese di agosto lavorando davvero sodo, quindi sicuramente ragazzi questo momento lo stanno un po' risentendo perché abbiamo le gambe appunto appesantite, adesso stiamo lavorando appunto sulla velocità per alleggerirci, però dico è normale che in questo momento si fa fatica a uscire fuori. L'obiettivo della società, io non voglio sapere quello tuo perché lo conosco, sei una persona ambiziosa e fai bene ad esserlo, ma la società sotto questo punto di vista si è prefissata degli obiettivi importanti, un salto di categoria, cioè quali sono poi alla fine effettivamente gli obiettivi primari dell'Unitas Sciacca 25-26? Allora, è una società abbastanza ambiziosa, quindi non c'è un obiettivo ben preciso. Si lavora per fare bene, per cercare di andare a soddisfare quelle che sono anche le esigenze della città di Sciacca. Quindi sicuramente se si dovesse vincere
sarebbe veramente un'ottima cosa. Però ovviamente si deve lavorare sodo. Ci sono anche le avversarie. Ci sono avversari, quindi sicuramente noi non ci tiriamo indietro, però devo dire che per arrivare a un traguardo importante bisogna soffrire e lavorare sodo e cercare di essere soprattutto uniti. E beh, su questo credo che sotto questo punto di vista Iacono, il vostro mister, è uno tosto, no? Credo che riesca veramente a tenere a bada tutto il gruppo, ha molta personalità. Sì, è stato sempre, ha avuto un mister che l'ho avuto anche in passato, Sì. sappiamo benissimo quello che può dare alla società, alla squadra, quindi è uno che, come hai detto bene, ha un pugno duro, quindi vediamo un pochettino cosa riuscirà a fare anche lui. Benissimo, ritorniamo in studio perché dobbiamo incominciare a parlare di Serie D prima di vedere i risultati delle partite di domenica. Vi ricordo che tra l'altro nel pomeriggio le squadre sono scese in campo proprio per il turno infrasettimanale. Questa Serie D di quest'anno sta un po' spiazzando gli addetti ai lavori, perché si aspettavano un po' tutti a razzo la partenza della Nissa, della Regina o di qualche altra realtà blasonata, e invece non sta andando così, a dimostrazione che anche lì stanno soffrendo la fase di preparazione, stanno tardando a carburare. Allora guarda, paradossalmente questi due campionati, sia Eccellenza che Serie D, sono partiti allo stesso modo. Si stanno assomigliando molto. Non c'è materialmente un ammazza campionato, quindi diciamo che anche la D ha delle squadre importanti, come hai detto bene tu, Nissa, Regina, Vigor però a quanto Lamezia. pare però a quanto pare in questo momento è partita bene il Favara, è partito bene l'Igea, quindi diciamo che ancora devono un pochettino carburare tutti. Devono un po' carburare, vabbè, ma d'altra parte sappiamo benissimo, così come l'Eccellenza, anche la Serie D è lunghissima, ci sono tempi e modi per Esatto. resettare. Il campionato è lungo. Il campionato è molto molto lungo e poi succede un po' di tutto, no? A voglia. dicembre molte squadre cambiano. Beh, non stiamo qui a parlare di una cosa che succederà veramente abbondantemente tra parecchi mesi. Allora, a questo punto subito la schermata dei risultati delle partite di domenica. Vigor Lamezia che vince contro l'Enna Calcio 3-0, vittoria della Nissa 2-1 contro la Gelbison, vince fuori casa anche il Città di Gela 2-0 contro il Messina, vince anche fuori casa il Sambiase 2-1 contro il Ragusa Calcio, 4-1 del Savoia 1908 contro il Paternò, pareggio per la Vibonese con la Regina 1914, vince la Castrum Favara 1-0 contro il Milazzo, così come vittoria per la Nuova Igea Virtus 3-0 contro il Città di Acireale, ed infine San Cataldese che pareggia contro l'Athletic Club Palermo 1-1. Guardiamo anche la classifica proprio prima degli incontri che stanno per iniziare nel campionato di Serie D. Al primo posto Nuova Igea Virtus, Città di Gela e Castrum Favara con 7 punti, 6 punti per la Vigor Lamezia, 5 punti Savoia 1908, Vibonese Calcio ed Athletic Club Palermo, 4 punti Gelbison, Nissa FC, Regina 1914 e Sambiase, con 2 punti Milazzo ed Enna Calcio, 1 punto per San Cataldese, Ragusa Calcio, Paterno Calcio, Città di Acireale ed infine ultimo in classifica con meno 10 il Messina, che è partito con ben 14 punti di penalizzazioni. Tra l'altro non conosciamo ancora il destino del Messina, dobbiamo aspettare ancora qualche settimana e forse chissà le cose potrebbero sistemarsi, e noi ce l'auguriamo, prima perché c'è la storicità del Messina ed è giusto vederlo ancora quantomeno in Serie D, e poi soprattutto perché sennò si rischia veramente di falsare come al solito il calendario, e in questi ultimi anni è già successo più di una volta. Guardiamo invece il turno che praticamente si sta svolgendo oggi mercoledì. In campo Athletic Club Palermo Nuova Igea Virtus, Città di Gela Vigor Lamezia, Enna Calcio Savoia 1908, Milazzo San Cataldese, Nissa FC Castrum Favara, Paterno Calcio Ragusa Calcio, Sambiase Vibonese Calcio, Città di Acireale Messina ed infine Regina 1914 che gioca in casa contro la Gelbison. Allora, partiamo subito per parlare dell'Enna, perché insomma partenza interessante. Adesso forse un pochettino si sono fermati gli entusiasmi, non credo. La partita però contro il Lamezia è andata male, 3-0 il 3-0. risultato finale. Beh, ci può anche stare, perché la Vigor Lamezia di quest'anno, vista sin qui, è molto molto interessante. Non ci si aspettava una partenza così importante per la squadra calabrese. No, come dicevamo poc'anzi, appunto, anche l'Enna magari subisce il colpo del fatto che ha finito proprio da poco fare la preparazione, però ti devo dire che sta facendo bene.
Quindi ok, ci può stare che perde contro la Virgola Venezia perché è stata fatta una squadra per cercare di e hanno una squadra di giovanissimi. hanno una squadra importante e giovane, quindi diciamo che ancora il campionato è lungo. Secondo me non dobbiamo andare a soffermarci sul risultato, magari ci può stare, può essere anche un risultato bugiardo, io non ho visto la gara, però ancora c'è tanto da lavorare, tanto da capire, e vediamo un pochettino cosa succederà più avanti. Ma è vero che questa Vigor Lamezia può veramente impensierire le squadre che in questo momento sulla carta sono le favorite? Non lo so, dipende, può essere pure, perché comunque nel calabrese di solito fanno sempre squadre graziose per cercare di dare fastidio anche alle siciliane, alle campane. È vero, è vero, è vero. Allora, parliamo invece adesso della Nissa, perché la Nissa invece è partita proprio male. Vabbè, ha perso una partita a Reggio Calabria, si è un po' ripresa adesso andando a vincere in casa della Gelbison, ma quanto può incidere il fatto che all'interno di questa squadra ci sono troppi giocatori importanti? Li hanno classificati giocatori da figurine panini, perché per la Serie D effettivamente i nomi sono importantissimi. Cioè il mister di Napoli in questo momento si può permettere in panchina gente come Terranova. Esatto, allora ti dico subito che all'inizio la Nissa, quando cominciò a fare mercato, ovviamente tutti sulla carta davano già la Nissa che magari budget economico altissimo. Esatto, allora io dico che il lavoro comunque del direttore Russello è stato un lavoro incredibile, perché ci mancherebbe, i nomi ci sono. Perché poi portarli a Caltanissetta non è mai facile. È dura. Voglio dire. Quindi nel loro piccolo, magari quello che sia, avere questi nomi sia tanta roba. Certo. Però ovviamente può essere pure che siamo in una situazione iniziale, quindi non voglio parlare magari per quanto riguarda non è una squadra. No, è una situazione iniziale dove ancora magari devono capire, noi abbiamo fatto un amichevole con la Nissa, è stata la nostra prima uscita, devo dirti che comunque ho visto una grande squadra, paradossalmente... Cioè il tasso tecnico lo noti? Sì, si nota al centrocampo, in avanti si nota, una bellissima squadra, tra l'altro anche un forte portiere under, però dico, è successo quello, io posso dire che almeno non c'è il portiere over, ce l'abbiamo noi, perché l'ex portiere della Nissa e le Zai è da noi, quindi la loro scelta per noi è stato un gran bene. Chiaro. Però devo dirti che comunque ancora è presto per poter dire se la Nissa è una squadra, un blasone o meno, perché io lo considero un blasone. Anche perché, avendola già vista in campo proprio di persona, si ha un'altra sensazione. Certo, poi il campionato è un'altra cosa, la preparazione è diversa, però è anche vero che già da queste prime uscite non abbiamo notato la continuità, che forse è predominante in una squadra che ha un obiettivo di vincerlo questo campionato, forse perché eravamo abituati che negli anni precedenti le squadre, Catania o tante altre, con la partenza razzo facevano un campionato a sé e quindi non avevamo degli antagonisti. Forse quest'anno ci sono gli antagonisti per cercare comunque di mettere insomma curiosità sulla vittoria finale. Sono delle squadre tutte attrezzate. Quindi si sono mosse ognuno per dare fastidio all'altro. Quindi devo dire che comunque... Però ci piace così, È bello perché diventa un campionato competitivo, non perché negli altri anni magari c'era una squadra più forte. No, quest'anno ci sono tutte squadre magari attrezzate e anche forti, quindi non è cambiato nulla se non che si sono sistemate tutte le squadre. Però al termine della puntata mi dirai il tuo pronostico su una vittoria finale, eventualmente in Serie D, perché comunque tutti i direttori ce l'hanno un'idea di chi poi alla fine il campionato lo vince. Non sempre ci azzeccano, però qualcuno ci azzecca, chissà, magari può anche succedere a te, vedremo. Per intanto ci guardiamo gli highlights, la vittoria fuori casa proprio della Nissa, 2-1 in casa della Gelbison. Formazione biancoscudata reduce dalla sconfitta che ancora brucia per 1-0 al Granillo contro la Regina. Oggi l'avversario è tosto, 4 punti dopo 2 partite per la Gelbison, frenata a Paternò per 0-0 nella seconda giornata. La formazione biancoscudata per affrontare questa sfida: Castelnuovo, Megna, Bruno, Silvestri, Rapisarda, Napolitano, Cittadino, Palermo, Rodulo, De Felice e Diaz. Risponde la Gelbison con Corriere, Zugaro, Fernandez, Gorzeleschi, Viscomi, Mele, Tejo, Pellino, Russo, Piccioni, Liura,
Liurni. Dopo 8 minuti cross di Liurni e traversa di Russo, grande occasione per i padroni di casa che al nono spingono ancora. Il cross di Zucchero non arriva, Piccioni alla deviazione, calcio d'angolo. Siamo al quarto d'ora, dalla destra lo spiovente per il colpo di testa di Viscomi, specialista nelle palle aeree, stavolta sfero solamente il palo. 18esimo, Rodulo, la magia dell'ex Licata per De Felice che anticipa l'uscita di Corriere, trova il tocco giusto, quello che vale il vantaggio della Nissa. Tutto fatto con i giri corretti in casa biancoscudata. La zampata è quella di De Felice, calcio di punizione respinto dall'altra parte quando siamo al 33esimo, poi al 35esimo è Palermo che sterza, cerca il destro a giro, pallone che mette in seria difficoltà Corriere, che è bravo a dire di no. Passano 2 minuti, ancora Palermo protagonista, stavolta però la mira non è delle migliori, pallone oltre la traversa. 44esimo, Rodulo mette dentro, c'è la sponda per De Felice che trova il tocco chirurgico col mancino, quello che vale lo 0-2, una doppietta pesantissima quella di De Felice che chiude il primo tempo del Giovanni Morra sul 2-0 in favore dei suoi. Nissa che gestisce da grande squadra nella ripresa fino al 75esimo, perché arriva Tilli steso in area di rigore, Liurni dal dischetto non sbaglia e riapre la partita quando manca poco più di un quarto d'ora. Ancora Gelbison, calcio d'angolo, 88esimo, Viscomi cerca il tocco in area ma la mette direttamente fuori. 93esimo, calcio di punizione deviato alla barriera, c'è un brivido per la porta di Castelnuovo che la guarda finire fuori. Termina così la gara, dopo 8 minuti di recupero la Nissa sbanca il campo della Gelbison e 1-2, doppietta di De Felice. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Parliamo invece del Messina, 14 punti di penalizzazione, adesso sono diventati 10 perché insomma l'arrivo di Romano e di Martello hanno insomma spiazzato un po' tutti, perché hanno fatto una squadra importante, è andata a vincere anche a San Cataldo, sì. Perde in casa contro il Città di Gela. Parliamo un attimo del Messina, questa situazione tu come la vedi? Pensi che possa risolversi oppure me lo auguro. Dobbiamo ancora aspettare che la federazione scelga cosa decidere di fare? Adesso in questo momento c'è un curatore fallimentare, sì, in questo momento sì. Sta cercando di dare una mano tramite qualche sponsor, non so che cosa, quindi hanno fatto questa gara col Gela, perché comunque organizzare una gara interna in Serie D è difficile, è dura, perché ci sono tante spese. Sì. Quindi di conseguenza non so, non saprei. Io diciamo mi auguro che hanno garantito queste 2 partite, quella appunto di domenica e questa di mercoledì oggi. Io mi auguro che comunque rientra tutto, ma quando c'è un fallimento nel mezzo, quindi dico che sarà difficile. Sarà molto difficile. Me lo auguro perché Messina è una città dove c'è sempre fatto calcio a livello importante, quindi sappiamo benissimo i tempi della Serie A. Però non so, una città come Messina rimanere senza calcio non è bello. È vero, è vero. E poi ricominciare è sempre molto difficile perché devi ritrovare tanti equilibri. Sì. Mentre invece gli equilibri li ha trovati il Città di Gela subito, perché la squadra appunto di mister Cacciola ha messo già intanto dei punti fondamentali per la tranquillità in classifica, e adesso insomma si rigioca con parsimonia. Esatto, è andato a vincere come si diceva poc'anzi a Messina, quindi anche lì magari è stato un ottimo risultato. Adesso a quanto pare ho letto che hanno preso un attaccante che ha fatto, comunque non mi ricordo il nome, ma che ha fatto comunque la Serie A. Sì, un ragazzo di colore, ex Parma, anch'io il nome lo so, però non lo dico perché non vorrei sbagliarmi. Quindi stanno facendo un buon lavoro, anche il Gela è una piazza abituata a categorie superiori, però ti devo dire che comunque stanno facendo bene, quindi è importante. Si sono ritrovati anche in avanti il bomber Sarao, informissima in questo dopo periodo. Un infortunio che ha avuto, perché a quanto pare si è rotto il mento, il naso, non mi ricordo, però dico è rientrato e ha fatto... Tra l'altro abbiamo avuto qui Aurelio Lobianco che ha sottolineato il fatto che la personalità di alcuni giocatori è fondamentale nello spogliatoio. Non per niente quest'anno Sarao è il capitano di questo Città di Gela, quindi evidentemente le scelte sono oculate anche per insomma compattare tutto l'ambiente dello spogliatoio, e tu sai meglio di me che se non è quello se quello spogliatoio non è messo nella linea giusta, salta tutto il banco. E quindi guardiamoci gli highlights. La vittoria proprio del Messina la vittoria del Città di Gela fuori casa contro il Messina, con questa bellissima doppietta di Sarao.
dallo stadio Franco Scoglio San Filippo di Messina a raccontarvi le emozioni di Messina Gela, come sempre Luigi Daparo. E si comincia, buona partita a tutti. Giacomarro prova a pensarci lui dalla distanza, pallone messo in mezzo sul secondo palo dove arriva un colpo di testa, poi pallone che rimane lì in qualche modo e poi c'è un fallo del Messina. Va De Caro che adesso ha una buona porzione di campo, esce su di lui con un fallo Franco Sbuttoni, addirittura è rosso il cartellino, c'è più campo per il Messina. Poi pallone messo in mezzo, il colpo di testa, pallone messo in mezzo, poi rimane lì, forse c'è un tocco di mano e c'è il calcio di rigore per il Gela, decisione, calcio di rigore per il Gela. E allora fischia il direttore di gara, parte Manuel Sarao meravigliao, e allora il Gela è in vantaggio 1-0, va a esultare sotto il suo pubblico, esulta alla Ronaldo Manuel Sarao. Ancora Messina con Orlando, poi ci prova addirittura dalla distanza Garufi, Azzara poi ci prova addirittura da lontano, Orlando prova anche lui dalla distanza, pallone ancora bloccato da Minnus, altra chance da fuori, va Maltese, pallone che rimane lì, Sarao, poi ci prova Sarao e adesso altra chance per il Gela con Cancemi che ci arriva sul pallone, cerca di entrare questo pallone in mezzo dove può andare a saltare Sarao e c'è il gol, il raddoppio del Gela, Manuel Sarao e la doppietta personale, è già 2-0, è già doppietta, è già Sarao meravigliao, l'abbraccio con tutta la panchina e anche il 10, il Gela va sul doppio vantaggio per un attimo e poi definitivamente il Messina con Azzara, pallone strepitoso di Azzara ma esce Minus, così e così, poi ci mette una pezza Giuliano, c'era posizione di offside e arriva il triplice fischio e game over al San Filippo di Messina. Il Gela espugna questo stadio importantissimo con una doppietta di Manuel Sarao e conquista 3 punti fondamentali. Un'altra squadra che non è partita certamente a 1000 è la Regina, che ha pareggiato proprio domenica in casa della Vibonese. Battuta veloce su queste due squadre calabresi che da più parti vengono indicate come quelle che effettivamente dovrebbero essere le antagoniste ufficiali della Nissa. La Regina già da anni deve essere l'antagonista di tutte le squadre. Praticamente lo è stata sempre. Del Siracusa, quest'anno nella Nissa. Però deve dimostrare magari essere un antagonista. Tra l'altro nella conferenza stampa hanno anche un po' attaccato mister Trocini che si è un po' amareggiato, però giustamente assemblare dei giocatori ogni anno non è mai facile, perché anche in Serie D, come tu ben sai, ogni anno le squadre si rinnovano cercando di trovare anche spunti nuovi, quindi ogni anno lo stesso allenatore sì, si ritrova una parte storica del gruppo, però poi deve integrare soprattutto gli under e tanti altri. Ma l'allenatore deve fare i conti anche con la piazza. E con la piazza, perché che non ti perdona nulla, ecco, soprattutto a Regina Reggio è appunto una piazza dove è ambita, dove una piazza grande, una piazza dove ha fatto sempre cose importanti e di conseguenza la gente, il tifoso vuole, quindi penso che non deve essere amareggiato il mister, ma deve cercare di dare una svolta. Certo, ma io sono convinto che mister Trocini sicuramente troverà la chiave giusta, dopo le partenze sempre un po' ad handicap è sempre riuscito comunque a recuperare punti su punti e ritrovarsi proprio nella parte finale della stagione sempre comunque a lottare per il vertice. Guardiamoci gli highlights, il pareggio tra Vibonese Calcio e Regina 1914. Abbiamo avuto tantissime palle gol, la squadra è in crescita e quindi a me preme essere equilibrato nei giudizi. Questo è quello che il mio ruolo mi deve far fare, e quindi io sono equilibrato in giudizi, come ho detto male all'epoca, devo dire che la squadra è in crescita e che oggi meritava di vincere. Poi io onestamente non sparo giudizi adesso come lei, è imbarazzante, mi sembra veramente eccessivo, non so perché, ma non siamo d'accordo, tutto qua. L'unica cosa che mi dispiace è il risultato, sono molto contento della prestazione in funzione dell'avversario, perché la Vibonese è una squadra forte, organizzata, quindi venire a giocare qua in questa maniera, con questa, secondo me, con personalità, perché la squadra ha provato a vincere dal primo minuto all'ultimo. Cresceremo,
Io ho già visto in settimana una squadra che sta crescendo e la prestazione di oggi. Poi ognuno può dire quello che vuole, no? Poi ognuno ha i propri pensieri e retropensieri. Io sono sereno di quello che vedo, quando vedo la squadra crescere sono assolutamente fiducioso e ovviamente sono altrettanto preoccupato quando vedo che le cose non vanno per niente, invece oggi non è così. Ripeto, secondo me l'unica cosa della quale ci dobbiamo rammaricare è il risultato e quindi in questo senso noi dobbiamo stare tranquilli e pacati. Una delle sorprese di questo inizio stagione è il gruppo di Pietro Infantino, Castrum Favara. Io credo che a Favara, insomma, quest'anno qualche piccolo sassolino dalla scarpa se lo toglieranno, perché sin qui hanno dimostrato di avere carattere. Lo dico sempre quando parlo delle squadre di Infantino, che hanno carattere, determinazione, personalità, rispecchiano un po' insomma, l'allenatore. Condividi? Ti devo dire sì, intanto chi ben inizia a metà dell'opera. Soprattutto in Serie D. 7 punti sono fondamentali, tra l'altro non hanno riscoperto, perché anche l'anno scorso ha fatto bene l'attaccante Nacho Varela, mi sembra, che comunque ha fatto già diversi 3 o 4 gol, quindi sta dando una grande mano. Però ti devo dire che anche dietro hanno fatto un buon acquisto come Turi, non mi ricordo in questo momento come si chiama. Va bene, comunque ti devo dire che comunque hanno una squadra abbastanza amalgamata, il mister sta facendo bene, come ha sempre fatto d'altronde. Ancora hanno da lavorare, devo dire che stanno venendo Sei fuori. ottimista sulla stagione Favara, della Castrum, vero? Sì, perché ho visto una squadra abbastanza sei ottimista anche sul Milazzo di Catalano, che insomma hanno pareggiato addirittura anche a Caltanissetta, voglio dire, anche le squadre di Catalano non scherzano in fatto di personalità, e poi lì c'è entusiasmo in questo momento. E poi anche mi sembra che hanno una squadra più giovane, il Milazzo, quindi devo dire che comunque sono ottimista su tutte le siciliane, ti devo dire la verità, perché comunque non sono partiti male. Quello che devo dire è comunque dare ancora un po' di tempo a tutte queste realtà per capire cosa succederà. Insomma, bisogna aspettare quantomeno oltre la metà di ottobre. Sì, per forza, altre 2 o 3 partite. Qualcuno deve venire fuori anche, ripeto, dopo. Poi c'è qualche sorpresa che si aggiunge. È vero. Guardiamoci gli highlights con le interviste anche del direttore sportivo Martello e di mister Infantino. Bisogna sempre non perdere di vista i nostri obiettivi, il nostro percorso e già stare con i piedi per terra, perché già mercoledì siamo chiamati ad un'altra battaglia, e solo battagliando tutte le partite come quella che abbiamo fatto oggi, come abbiamo fatto sempre dalla prima di campionato, noi possiamo raggiungere il nostro vero obiettivo. Sapevamo le difficoltà, perché avevo detto il sabato mattina pre-gara, avevo detto che era una squadra tosta, un allenatore che io stimo tantissimo, però noi abbiamo fatto una grandissima partita, dispiaciuto perché si poteva bloccare prima, però i ragazzi non hanno mollato, hanno creduto nella vittoria e questa è una bella soddisfazione contro un avversario che ci ha messo anche in difficoltà. Posso solo dare delle indicazioni, sicuramente chi è entrato ha dato una spinta ancora in più, ma questo è il nostro gruppo, questo è la nostra idea, quella che quando si passa il testimone al compagno l'altro deve farsi trovare pronto, quei 5 cambi si vincono anche le partite. La mia soddisfazione è anche questa, quello che tutti i ragazzi si sono messi a disposizione. Mi è dispiaciuto per Piritera dopo tanti sacrifici, è entrato, sono contento che è esordito dopo un infortunio brutto, però il ragazzo l'ha capito e c'era un'esigenza, quella di portare i punti a casa, non potevo più, una squadra che stava spingendo, tenere 3 attaccanti in avanti era rischioso, abbiamo cercato di riempire il centrocampo, ma il ragazzo l'ha capito e era felice della vittoria, e questo è lo spirito nostro, non c'è l'io ma il noi, quello che ci deve portare a fare i punti importanti per arrivare il prima possibile alla salvezza, poi si vedrà.
Se dobbiamo parlare di squadre che attualmente sono veramente la sorpresa, io direi di inserire la nuova Igea Virtus. Credo che anche tu condividi questo mio pensiero, perché a parte che sta giocando un calcio spumeggiante, ma poi veramente corrono in maniera impressionante. Sì, sì. Sono veramente in questo momento la squadra più in forma del campionato. Non solo questo, tra l'altro è gente che è stata riconfermata dall'anno scorso, quindi già comunque si conoscono tra di loro. Sì. Quindi c'è un terzo appunto della squadra che già hanno giocato insieme. Quindi devo dire sì, è una squadra bella, compatta, giovane, e poi hanno voglia di fare tanto calcio sempre ancora a Barcellona. Tenendo presente che tra l'altro hanno battuto proprio nella partita di domenica questa Ciriale, che a questo punto sembrerebbe anche un po' in crisi, solo un punto in classifica, eliminazione in Coppa già al primo turno con l'Enna. Insomma, in questo momento ad Aciriale non si respira aria di serenità. Anche l'anno scorso la Cireale aveva difficoltà appunto a uscire, poi si è salvata l'ultima giornata. Con i play-out, mi auguro sì, che la Cireale viene fuori, perché comunque conosco un pochettino quello che è lo staff dirigenziale, quindi spero veramente che do un grande in bocca al lupo a loro per uscire fuori da questa Certo situazione. che partire male in Serie D poi ti viene un po' l'angoscia, no? Perché ogni partita diventa talmente importante, perché devi smuovere la classifica, perché poi recuperare quei punti diventa sempre più difficile, perché poi tutte le altre anche corrono, e non lasciano nulla al caso. Comunque complimenti alla nuova Igea Virtus, guardiamoci il servizio 3-0 contro il Città di Aciriale. L'avvio è subito ad alta intensità, la prima occasione per la Cireale con Giuliano che da posizione favorevole calcia alto, poi è l'Igea a prendere in mano la partita e sfiorare più volte il gol. Prima Calafiore manda al lato da buona posizione, quindi Balsano impegna Negri con una conclusione da fuori area. Joao Pedro subito dopo colpisce in pieno la traversa e Cicirello chiama ancora il portiere ospite a un intervento in due tempi. Il gol del vantaggio arriva però al 28esimo con una splendida conclusione mancina di Balsano da fuori area. Palla all'angolino e pubblico in visibilio, 1-0 per l'Igea Virtus. La Cireale prova a reagire ma non trova il guizzo giusto, mentre l'Igea non perdona. Al 37esimo è Samaché a firmare il raddoppio con una sassata da fuori area. Terzo gol consecutivo per l'attaccante malese in grande forma. Nella ripresa la Cireale tenta di rientrare in partita ma trova sulla propria strada un super De Falco, autore di almeno 2 parate decisive. Al 67esimo arriva invece il tris giallo-rosso, sponda di Joao Pedro e colpo di testa vincente ancora di Samaché, che sigla la sua doppietta personale e la quarta rete in 3 partite. Nel finale c'è spazio per un'ultima occasione granata con Giuliano, ma è ancora De Falco a dire di no. Finisce 3-0 per l'Igea Virtus, che conquista la seconda vittoria in campionato e sale a 7 punti dopo 3 giornate. Aciriale invece fermo a quota 1. Mercoledì si torna subito in campo per la quarta giornata e di tempo per recuperare energie ce n'è poco. Chiudiamo questo tabellino del campionato di Serie D, parliamo della San Cataldese e ci guardiamo gli highlights, il pareggio contro l'Athletic Club Palermo, pareggio che è servito probabilmente a entrambe le squadre e soprattutto anche alla squadra palermitana, che conferma in questo momento di essere in palla e si è ambientata benissimo nel campionato di Serie D. San Cataldese Athletic Club Palermo, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie D Girone I. Fischio d'inizio, comincia San Cataldese Athletic Palermo, subito lancia in avanti, Vigliani si allontana sul filo dell'out di destra, mette il cross, Viscuso rimette in mezzo, allontana coi pugni Greliak, poi Viglianisi, il mancino strozzato e Sidibe da ottima posizione. Maurino porta palla, prova ad andare in verticale da Mazzotta, c'è l'uscita di Maravigna che anticipa il capitano dell'Athletic. Adesso ha un cartellino rosso in mano, cartellino rosso per Gonzalo Bustos dall'area piccola dell'estremo difensore Greliak. Il colpo di testa, la parata di Greliak sull'incornata provata da Viglianisi. Al centro della tre quarti Maurino, la conclusione tentata in due tempi Maravigna.
fa su il pallone. Attenzione al filtrante per Sidibe che mette il pallone all'indietro. Caetano, la conclusione! È la palla che si spegne a pochi centimetri. È stata una parabola altissima che arriva direttamente dalle parti di Maravigna. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Arriva il gol dell'Atletica, loro spizia di testa per Viscuso, poi Caetano controlla col destro e arriva subito il pareggio di Gueric. Caetano va Maurino direttamente verso la porta e arriva in questo momento il duplice fischio del direttore di gara. Lungo il lancio dalle parti di Micoli, il tentativo di chiusura di Maravigna. Tutti i giocatori dell'Athletic in area, il cross, il tentativo! Non c'è fallo secondo il direttore di gara, che poi fischia per 3 volte. Finisce così. Dunque lo scontro tra San Cataldese ed Athletic Club Palermo. Chiudiamo la parentesi di Serie D, ma io ti avevo anticipato che ti avrei chiesto a questo punto, lo so che non è forse probabilmente il mese giusto, però un po' tutti hanno un'idea di chi potenzialmente può vincere il campionato. Chi secondo te questo girone I di Serie D se lo porta a casa? Lo so che è ancora prestissimo, però tutti i direttori hanno un'idea. No, dai, facciamo una cosa, siccome sono molto tifoso per le scuole siciliane, sì? Dico, speriamo che vinca una siciliana. Mi dai una risposta politica in poche parole? Sì, è meglio, dai, perché non Va voglio... bene, va bene, ok, accetto. Beh, d'altra parte è decisamente ancora prematuro pensare di avere già un'idea ancora più dettagliata. Però, insomma, vedremo quello che succederà, il campionato è lunghissimo. Noi ci fermiamo, tra poco rientriamo in studio perché parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza e ritorneremo a parlare anche dell'Unitas Sciacca. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati in studio, da parte già il turno domenicale di Serie D. Vi ricordo che il campionato riprende questo mercoledì con il turno infrasettimanale che racconteremo chiaramente insieme alle partite di domenica prossima nella nuova puntata di Penalty. Ne approfitto per darvi anche la nuova collocazione oraria. Rimaniamo sempre in onda il mercoledì, però dalle 15:20 passiamo alle 19:20 e vi ricordo che siamo anche in diretta live sul canale 19 di TVM Palermo, sempre il mercoledì, invece nel classico orario delle 15:30. Quindi in poche parole voi sapete che il mercoledì c'è Penalty che parla di calcio dilettantistico, quindi eventualmente vi aspettiamo. Vi ricordo ancora una volta il mercoledì
sempre alle 15:30 in onda sul canale 19 di TVM Palermo e poi alle 19:20 sul canale 15 classico di 7 Gold. Parliamo adesso invece del campionato di eccellenza, ritorniamo dunque a parlare anche dell'Unitas Sciacca. Abbiamo subito la schermata dei risultati del girone A, eccola qua, CUS Palermo che perde in casa contro il Castellammare 1-0. Partinica Audace batte Parmonval 3-1, Unitas Sciacca batte 90-011 Bagheria 1-0, Don Carlo Misilmeri batte Accademia Trapani 2-0, Città di San Vito Lo Capo batte Folgore Castelvetrano 4-0, vince anche il Licata 4-1 contro il Bagheria Calcio, pareggio tra San Giorgio Piana e Montelepre ed infine Marsala 1912 che batte il Camarat 1972 per 2-1. Guardiamola questa classifica perché è molto interessante, troviamo Licata e Castellammare in testa con 6 punti, 4 punti per Partinica Audace, Don Carlo Misilmeri, Marsala 1912, Unitas Sciacca e Montelepre, 3 punti per il Camarat 1972, Città di San Vito Lo Capo, Parmonval e Bagheria Calcio, 1 punto per il San Giorgio Piana ed infine Accademia Trapani, 90-011 Bagheria e CUS Palermo con la Folgore Castelvetrano con 0 punti. Parliamo di questo girone A dove attualmente troviamo in testa questo Licata, nel frattempo abbiamo già anche la schermata del prossimo turno, si torna in campo chiaramente domenica, Parmonval Accademia Trapani, Partinica Audace San Giorgio Piana, Bagheria Calcio Città di San Vito Lo Capo, Castellammare Montelepre, Don Carlo Misilmeri Licata Calcio, Folgore Castelvetrano Marsala 1912, Camarat 1972, 90-011 Bagheria ed infine Unitas Sciacca che gioca in casa contro il CUS Palermo. Allora dicevo, in testa abbiamo il Licata, nel frattempo possiamo anche già vedere le immagini proprio del Licata, ma guardiamo anche le immagini del Marsala che sulla carta sono le due squadre che forse, dico solo sulla carta, possono veramente in questo momento rappresentare la squadra da battere, no? Non soltanto per voi, ma in genere in tutto il girone. Sì, sappiamo benissimo che entrambe le squadre sono state fatte per vincere. Sì. Quindi già noi abbiamo incontrato il Marsala, sappiamo com'è andato. Abbiamo pareggiato noi al 92esimo. Sì. È stata una bellissima gara. Molto bella, sembrava di categoria superiore. Combattuta, anche. Tra l'altro davanti al nostro pubblico veramente presente, c'erano più di 3.000 persone, quindi questa è una cosa bellissima per la città di Sciacca. Chiaro. E poi Licata, devo dirti che anche è una squadra comunque che retrocede dalla D. Quindi penso Licata che incontrerete in Coppa poi. Incontriamo giorno 1 e poi il 15 di ritorno. Quindi devo dirti che comunque è sempre una squadra attrezzata, molto con giocatori di esperienza. Ripeto, gente che ha fatto la D fino a 4 mesi fa. Chiaro. Però, sai, il campionato è lungo. Quindi vediamo poi alla fine chi viene fuori. Sicuramente ci sono squadre anche attrezzate, non solo il Licata, non solo il Marsala, ma so benissimo di squadre il Misilmeri, il Camarat. E ci metterei dentro anche il Montelepre, mi sono fatto una chiacchierata con il direttore Gatto, c'è molta determinazione. Anche il Montelepre, dico io che comunque niente do per scontato, perché come hai detto tu poc'anzi ci può essere quella sorpresa che alla fine può uscire fuori. Quindi noi diciamo che non dobbiamo sottovalutare mai nessuno, perché sappiamo che se andiamo in campo con una mente diversa dalla concentrazione, quindi andiamo a sottovalutare l'avversario, sicuramente non ne veniamo fuori. Quindi noi dobbiamo dare il massimo con chiunque. Quindi non sappiamo ad oggi chi è che verrà fuori, però ti devo dire che in questo momento dobbiamo essere concentrati per fare ogni gara. Assolutamente. Stiamo guardando le immagini proprio del Marsala che batte un Camarat duro, difficile da battere, vince 2-1, a dimostrazione che anche per il Marsala il percorso, non dico che è in discesa, è anche in salita, pertanto io credo che anche la qualità delle squadre ed il blasone di queste società fa sì che questo girone A del campionato di eccellenza quest'anno è veramente molto interessante, molto di qualità. Ecco, il Marsala ha vinto per degli episodi su un calcio di punizione e poi magari anche quell'errore del difensore centrale del Camarat, però ti devo dire che comunque il Camarat ha dato filo da torcere, devo dire che è una bella squadra e può dire la sua anche in questo campionato. Quindi è vero. Ancora è presto per poter parlare Bisogna attendere anche qui abbondantemente almeno la fine di ottobre sicuramente. E qualche scontro diretto che lì può far capire tante cose. Comunque complimenti a queste tifoserie che si sono rianimate perché le società hanno investito moltissimo sui giocatori, quindi Marsala, la stessa Sciacca, il ritorno
del Licata con una certa determinazione dopo un campionato di Serie D perso, secondo me per un cammino forse sbagliato e troppo intervallato da silenzi anche dirigenziali. Quindi sarà veramente un girone A molto intrigante, molto interessante, così come lo è già anche il girone B. Possiamo già vedere anche i risultati delle partite che si sono disputate domenica. Messana che vince contro il Rosmarino 5-2, Mazzarone Calcio 3-1 contro il Gioiosa, 2-1 del Città di Avola 1949 contro la Leonix Bet, 2-1 della Leonzio 1909 contro l'SC Palazzolo, Modica Calcio che vince contro il Giarre 2-1, vince anche il Vittoria 5-1 contro il Melilli, pareggio tra Niscemi FC e Nebros, ed infine l'Atletico Catania 1994 Via Grande che fa il colpaccio 3-1 contro il San Fratello Acque Dolcese. Guardiamola questa classifica, perché lì ci possiamo rendere conto anche cosa effettivamente sta succedendo. Mazzarone a sorpresa, ma in maniera molto meritata, al primo posto con la Leonzio 1909, 6 punti in classifica, 4 punti per Messana 1966, Atletico Catania 94 Via Grande, Modica Calcio, Calcio Avola 1949, 3 punti per il Vittoria, Gioiosa, Rosmarino e Melilli, 1 punto invece per Nebros, Niscemi FC, Giarre Calcio, Leonix Bet, 0 punti per San Fratello Acquedolcese e SC Palazzolo, partenza da handicap per quanto riguarda la squadra siracusana. Parliamo subito di questo girone, perché anche qui le cose sembrano certamente molto interessanti. Nel frattempo stiamo già vedendo anche la schermata del prossimo turno, anche in questo caso si gioca domenica. Atletico Catania 94 Via Grande contro il Gioiosa, Calcio Avola 49 Modica Calcio, questo è un big match, Giare Calcio San Fratello Acquedolcese, Mazzarone Calcio SC Palazzolo, Melilli Messana, Nebros Vittoria, Niscemi FC Leonzio 1909 e Rosmarino Leonix Bet. Che c'è da dire su questo girone B? Ciccio. Intanto mi fa piacere per il Mazzarone che comunque l'anno scorso ha chiuso il campionato in difficoltà, è uscito dai play-out proprio l'ultima, cioè ha vinto i play-out. Ha vinto i play-out, si è salvato proprio sul filo di lana. È iniziato benissimo, tra l'altro ha fatto anche una anche un allenatore di grande esperienza, no? Ezio Raciti, non è l'ultimo arrivato, direi. E poi anche dei ragazzi importanti, gente che ha vinto il campionato, o meglio i play-off l'anno scorso con il Gela, come Prestia e qualcun altro, ha fatto un bellissimo gol, tra l'altro Prestia domenica. Quindi ti devo dire, giocatore, mi è sempre piaciuto come giocatore. Quindi ti devo dire che comunque è un campionato molto combattuto anche lì, ci sono delle squadre importanti come Avola, come Modica, come Vittoria. E ci metterei il Messana, nel frattempo Messana, bravissimo. Le immagini, perché il Messana ha stracciato 5-2 il Rosmarino, che addirittura la settimana precedente aveva fatto un colpaccio importantissimo. Tra l'altro c'è un attaccante che piace molto nel Messana che si chiama Franchi, e ti devo dire che già sta facendo bene. Ma io ci metterei dentro anche Antonio Cannavò. Già lo conosciamo, un nome importantissimo. Franchi non lo conosceva nessuno. Io mi sono informato per questo ragazzo all'inizio campionato. Parli di Franchi? L'attaccante giocava in Sardegna e ha fatto circa 13-14 gol, quindi mi ero già messo sulle sue orme, però poi alla fine ha scelto Messana, un'altra piazza. va bene così. Va bene così. Chissà, magari mai dire mai poi nella vita, no? Sotto questo punto però di vista. Però sta facendo bene, quindi non mi sbagliavo. Avevi visto bene. L'occhio del direttore sportivo che osserva sempre con molta attenzione, soprattutto anche giocatori che non fanno parte di alcuni circuiti, no? Perché poi bisogna anche andare a pescare. Capire, avere fortuna soprattutto. Bisogna avere fortuna che il ragazzo magari possibilmente si ambienti subito nella nuova realtà. Spesso e volentieri sono ragazzi giovani, lontano da casa. Ci sono però delle voglio dire una cosa importante, no? Sono felice dei ragazzi che io ho, gli attaccanti miei come Falciano, Retucci e Lettieri, quindi voglio dire adesso Retucci so che sta per rientrare. Retucci dovrebbe rientrare a breve, quindi diciamo che secondo me è uno degli attaccanti più importanti della categoria. E questo già è certamente un altro tassello in più per cercare di vincere. Già è pronto, quindi diciamo che benissimo. È pronto anche il Modica, attenzione, il Modica che a questo punto con Raciti, che è un allenatore top per la categoria, è pronto per
cercare di ritornare presto in Serie D. Da oltre 3 anni praticamente la società investe puntualmente, non è andata bene negli altri anni, quest'anno potrebbe essere l'anno buono perché la garanzia Raciti certamente ispira fiducia. Vince una partita contro il Giarre per 2-1, ci guardiamo il servizio. Il Modica batte 2-1 il Giarre e nonostante qualche patema d'animo finale coglie la prima vittoria in campionato. Dopo le prime fasi di studio la partita può sbloccarsi già al minuto 11. Bonanno anticipa Brumat che entra in ritardo e lo mette giù. Per l'arbitro è rigore. Sul dischetto si presenta Savasta che prova a emulare Francesco Totti scegliendo il cucchiaio. Tomaselli però rimane fermo e fa fare una magra figura all'ex attaccante del Gela, che comunque avrà modo di rifarsi poco dopo. Passano 3 minuti e il Modica è avanti. Calcio d'angolo perfetto pennellato da Maimone e incornata vincente del capitano Floro Valenza che mette dentro il gol del vantaggio. Bonanno continua a svariare a tutto campo e si rende pericolosa al 23esimo, stop e rovesciata, bella stilisticamente ma non tale da impensierire il giovane portiere giarrese. Al 37esimo Maimone continua a dipingere calcio sulla sua tela e lascia partire un cross perfetto per la testa di Savasta che scaccia i fantasmi del rigore sbagliato e si riprende l'abbraccio del suo pubblico. Al 40esimo ancora il solito Maimone serve Bonanno che sfiora il gol che sarebbe stato della sicurezza. E il miglior momento dei padroni di casa al 42esimo Cappello scheggia la traversa con una grande conclusione da fuori aria. Si va al riposo sul risultato stretto di 2-0 per il Modica. L'onda d'urto dei rossoblù sembra non arrestarsi anche nella ripresa. Dopo 5 minuti e dopo 2 assist Maimone prova a mettersi in proprio, scaldando da lontano i pugni di Tomaselli. Sul proseguo dell'azione è Savasta a colpire un palo clamoroso a portiere battuto. Quando il Giarre sembra in balia dell'avversario, al 7° minuto squillo di Tornitore che viene fermato da Romano in uscita bassa al limite d'aria. 10 minuti dopo è ancora il numero 1 argentino protagonista, sempre di piede e sempre su Tornitore. Al terzo squillo, come si dice, il gallo cantò. Camga raccoglie un pallone vagante in aria e batte l'ottimo Romano. Modica 2, Giarre 1 e partita incredibilmente riaperta. Il Modica però è resiliente come si usa oggi. Riesce a soffrire senza rischiare troppo. Al 49esimo proteste dei giarresi per una caduta in aria di Montanaro. L'arbitro fa chiari cenni di continuare. Saltano a questo punto i nervi all'allenatore etneo che si fa espellere per proteste, applaudendo platealmente il direttore di gara e continuando ad insultarlo mentre usciva dal campo. È l'unico sussulto disciplinare in una partita estremamente corretta. Così come ha confermato il nostro ospite, anche il girone B è un girone che ci coinvolge, quindi quest'anno l'eccellenza, come del resto anche lo scorso anno, ci regalerà bellissime emozioni. Esatto. E siamo contenti perché il calcio dilettantistico deve vivere di queste emozioni. Certo, quando io sento dire trasferta vietata alla squadra, perché lì io mi spiazzo e dico che forse bisogna essere un po' più duttili. Adesso secondo me dovrebbero anche un po' cambiare, perché magari oramai hanno fatto dell'erba tutto un fascio. Quindi... Infatti magari ci sono appunto realtà più tranquille che passano invece per situazioni scalmanate, cose che invece non è così. Bisogna un pochettino avere anche un po' ridimensionale, ridimensionale, perché non ci dimentichiamo, questo è un campionato dilettantistico.
magari penalizzare solo i singoli colpevoli, ecco, non tutto un gruppo. Perfetto, perfetto. Allora, siamo ai saluti, sono contento di averti ritrovato intanto con un progetto nuovo a Sciacca. Sono contento anch'io del tuo invito, ci mancherebbe altro, è sempre un piacere essere qui. Grazie Ciccio Tantillo. Il percorso di Sciacca è un percorso importante per te, no? Perché parte... senza nulla togliere a quello che hai fatto dietro, ma parte tutto probabilmente da una piazza pesante come Sciacca, il mio percorso più sacrificante. Eh beh, certo, perché tu sei di Palermo, insomma, la distanza c'è. Per me questo è un grande obiettivo, quindi devo dirti che sono contento di sacrificare per questi colori. Certo. Come sempre comunque darò il massimo per cercare di fare il massimo. Beh, è la tua caratteristica, sei sempre uno che sta lì sul pezzo, che non lascia nulla al caso, esatto. Perché quando si è così precisi poi alla fine i risultati arrivano, non per niente vieni da campionati vinti alla grande e quindi sotto questo punto di vista le credenziali sono positive. Ti auguro un in bocca al lupo per il campionato con la promessa, e tu le mantieni, che ritornerai presto di nuovo a penalty. Sono veramente felice di ritornare. Un saluto a tutta Sciacca che so che ci segue con tanto interesse. Grazie. Vi cambio. Grazie a Francesco Tantillo, ospite della puntata odierna di Penalty. Vi ricordo che da mercoledì prossimo, mercoledì 1 ottobre, ci potete seguire in diretta alle 15:30 sul canale 19 di TVM Palermo, ma anche sul canale 15 sempre del digitale terrestre, ma di 7 Gold. Quindi doppio appuntamento su Palermo con TVM Palermo e poi chiaramente su scala regionale sul canale 15. Voglio anche ricordarvi che se volete rivedere questa puntata basta visitare la pagina Facebook Penalty oppure la pagina YouTube di Penalty Programma Sportivo. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo mercoledì 1 alle 15:30.